Ciao Bondi, allora siamo al secondo giorno di camminata, abbiamo lasciato da circa una mezz'oretta il rifugio Carlettini e siamo nei pressi di Malga a Cenon. Adesso saliremo attraverso il sentiero sul monte Cenon e dovrebbe esserci un bel percorso in cresta tra trincee, c'è anche un bivacco, insomma dovrebbe essere proprio un bel percorso. Poi scenderemo e questa notte raggiungeremo il rifugio Caldenave. Per adesso c'è il sole, ci sono un po' di nuvole in giro, speriamo che non piova, soprattutto quando saremo in cima, perché dovrebbe esserci davvero un gran panorama. Siamo abbastanza riposati, abbiamo passato una buona notte, la struttura del Carlettini, come già dicevo, davvero ottima, cena stupenda, colazione super fornita, quindi davvero una bella struttura. Adesso proseguiamo e ci risentiamo più tardi. A dopo! Stiamo salendo verso il monte Cenon, che è la punta lì, è un ambiente molto particolare, molto bello. Ci sono queste rocce così, ci sono già un po' di reperti, abbiamo visto qualcosa, abbiamo sentito i galliforcelli, abbiamo visto la femmina. Il tempo è un po' così, ci sono nuvole di passaggio, però volevo farti vedere da dove ieri siamo arrivati, da quella valle, e siamo scesi e abbiamo dormito lì. Adesso ultimo sforzo e raggiungiamo la cima e dopo dovremo camminare in cresta per un bel pezzo. Abbiamo concluso anche il secondo giorno, siamo arrivati al rifugio Caldenave, siamo qui già da un paio di ore, abbiamo potuto farci la doccia anche oggi, ci siamo sistemati in stanza, davvero una bella struttura, siamo in una camerata anche questa sera da 8 persone, ci sono altre 2 coppie con noi e adesso stiamo aspettando la cena, verso le 7 ceneremo con minestrone e lonza di maiale con polenta. La giornata di oggi è stata bella, davvero un bel giro, mi è piaciuto, meglio di ieri personalmente. Siamo saliti il primo pezzo su strada forestale, poi sentiero, siamo arrivati sulla cima e abbiamo trovato le trincee e il bivacco ristrutturato. Poi siamo scesi sul lago e dopo siamo arrivati qui al Carlettini. Il gestore è davvero simpatico, poi ci siamo rilassati un po', c'erano gli sdrai, abbiamo preso un po' di sole, anche se adesso si è tornato un po' ad annuvolare, fa anche abbastanza freschetto. Domani raggiungeremo il rifugio Brentani sotto la cima d'asta, andremo in quella direzione
sveglia verso le 7 e partiamo. Domani è una tappa abbastanza lunga, prevista 7 ore di cammino. Io ti ringrazio per aver visto questo video, mi fermo qui, torno dai miei amici. Se il video ti è piaciuto lasciami un pollice in su, lasciami un commento, ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai già fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!